Un candidato ancora non c'è, né tantomeno una coalizione ben definita. La partita è ancora tutta aperta. È questa la premessa con la quale si apre il punto elettorale del centrodestra a Tencarola per le elezioni comunali di Selvazzano Dentro previste per la primavera del 2019. Al momento la coalizione è formata da Lega, Fratelli d'Italia e dalla Civica Grande Veneto. Si attendono ancora risposte dagli altri interlocutori, in particolare da Forza Italia e da Selvazzano Viva, la civica dell'uscente Enoch Soranzo. Difficile delineare quindi al momento un quadro preciso. Ciò che emerge è che sarà la Lega ad indicare il nome del rappresentante che correrà come sindaco. Il prossimo passo sarà dunque il confronto sul programma. Elezione importante, perché a maggio non ci saranno solo più di 50 comuni della provincia di Padova che vanno al voto, ma ci saranno anche le europee, quindi ci sarà molto probabilmente anche una valenza politica in quel contesto che viene trainata alle europee e sul quale sicuramente io ovviamente faccio parte della Lega e ritengo che avrà un ruolo determinante, no? Quel giorno si voterà anche per una visione politica del Paese, una visione politica del Veneto, una visione politica del territorio. Non nascondiamoci del fatto che i temi importanti della politica locale lo designerà l'alleanza su un programma elettorale, ma l'influenza di quello che avrà in quell'elezione il referendum sull'autonomia che abbiamo fatto, il programma che abbiamo a livello nazionale, ben noto a tutti con il nostro premier, con il nostro leader Salvini, daranno sicuramente un impulso anche a livello locale. È stato un percorso, io poi che sono da 27 anni che sono in Lega, le ho viste tutte, ho visto con Giorgio ancora quando c'era il centro-sinistra che governava Selvazzano, siamo stati determinanti allora quando Selvazzano è cambiata ed è andata ad essere governata da Enoch Soranzo. Io credo che l'alleanza sicuramente, come ha detto Massimiliano, debba essere aperta, però senza prime donne, perché le prime donne sono quelle che ci avrebbero negato che oggi abbiamo preso l'ospedale di Padova, tanto per capire, cioè le prime donne sono fatte per altri periodi, per altre epoche. Oggi ci deve essere un'alleanza per Selvazzano che su un candidato sindaco propone sicuramente un programma nuovo, un programma fatto di un insieme di persone, soprattutto giovani, che vogliono guardare al territorio e al futuro di Selvazzano e del Veneto su un viatico ben preciso e non ovviamente sulla propria immagine e solo esclusivamente sulla propria figura. Swishamer Channel News, Selvazzano Dentro.